Da sempre le chiamano le lacrime di San Lorenzo perché per tradizione la notte del 10 agosto è dedicata alle stelle cadenti e ai desideri che queste portano con sé nel loro viaggio celeste. Ma la processione degli equinozi, che fa cambiare in modo inesorabile l'orientamento dell'asse del nostro pianeta, rischia di mandare a monte tutta la magia del momento, perché ormai l'arrivo delle stelle cadenti è stato spostato ad altra data. Non ci credete? Sentite l'esperto. Il 10 agosto in realtà è una data storica perché per la precessione degli equinozi la data si è spostata col calendario e il picco sarà il 12, tra la notte tra il 12 e il 13 agosto. E anche sulle stelle cadenti la scienza ha qualcosa da ridire, dato che il nome sembra essere stato clamorosamente esagerato alla faccia di innamorati, teneroni e poeti. Sono delle piccole particelle di polvere, piccole meteoriti, che sono nel residuo della coda di una cometa, restano nello spazio e ogni anno, in una certa data, la Terra passa dentro questo residuo. Quindi in pratica la Terra intercetta questo sciame di polvere, di oggetti che entrando nell'atmosfera ionizzano l'atmosfera e quindi emette luce. Insomma, non sono vere stelle cadenti, ma questo ce l'avevano già insegnato a scuola e non cadono neppure il 10 agosto, però hanno pur sempre il loro fascino e ogni volta che una pennellata di luce colora il cielo notturno d'agosto, tutti ce ne restiamo imbambolati con il naso all'insù, cercando la prossima lacrima celeste. Però, senza il consiglio dell'astronomo, rischiamo di farci venire il torcicollo per niente. Dopo mezzanotte, tra mezzanotte e le 6 del mattino. E infatti queste in particolare del 12 agosto vengono dalla costellazione del Perseo, che sorge verso le 22 a nord-est, quindi se si vuole vedere il massimo bisogna andare tra le 22 e le 4 del mattino, guardare verso nord-est, se si ha una mappetta o un'applicazione sul telefono e mostra il cielo ancora meglio, e vedere questo sciame di particelle che si incendia nell'atmosfera. Ma lei da scienziato ha qualche desiderio da spendere per le stelle cadenti? E chi non ha desideri da spendere per le stelle cadenti? Si può naturalmente immaginare che nel momento in cui un oggetto si accende nel cielo, si accenda anche una speranza nei nostri cuori, perché no?